Oggi abbiamo avuto la rappresentanza dei sindaci del Veneto, ovvero tutti i componenti e soprattutto i presidenti delle ex ULS, quindi le ex 21 ULS che oggi sono configurate come distretti dopo la riforma della sanità della legge 19. Sono venuti in commissione a fare audizione sulle linee guida e gli atti aziendali, questo atto importantissimo che deve essere deliberato quanto prima per dare alle nuove ULS, al nuovo sistema, alla nuova organizzazione del sistema sanitario e quindi procedere a marcia spedita sulla riforma per produrre tutti quei risparmi che abbiamo delineato con la riforma che poi devono essere tradotti in nuovi servizi sul territorio. I sindaci che sono venuti oggi hanno dato delle indicazioni di modifiche, in particolar modo su quello che riguarda i servizi del territorio in ambito sociale. Uno fra tutti il coordinatore dei distretti in ambito sociale e poi queste nuove possibilità di aggiunta alle unità operative territoriali sempre in ambito sociale. La Commissione nella parte della sua maggioranza, ma anche l'opposizione è stata univoca su questo, ha dato disponibilità nella discussione prossima, che dovrebbe essere la prossima settimana, di accettare queste richieste di modifica e quindi concludere l'iter per dare via alla riforma nel suo complesso con le linee guida agli atti aziendali.